normalmente linguaggi quali altre lingue, anche questa è una lingua, quindi ritira il premio progettista e coordinatore del progetto, che è il dottor Luigi Gilberti, e il progetto ha avuto l'obiettivo di sviluppare la conoscenza e l'uso della lingua dei segni, in particolare per migliorare le competenze dell'interprete di IS. L'intento è quello di fornire un contributo innovativo attraverso percorsi di ricerca e sperimentazione in rete, nonché proposte e modelli che integrino ai processi formativi la realizzazione di un sistema di certificazione delle competenze. Qui la vedo dura, però l'importante è crederci. Grazie. Visite guidate in collaborazione con Reggio Emilia, dell'Istituto Tecnico del Geometro Sperimentale Blaise Pascal. Ritira il premio il dirigente scolastico Marco Incerti Zambelli. Il progetto viene premiato in quanto ha previsto l'elaborazione di visite guidate in inglese del patrimonio artistico e storico reggiano, con particolare attenzione al rapporto tra l'antico e il contemporaneo. Il titolo del progetto è Let's Go, l'organismo è l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci. Il progetto si prefigge di promuovere l'utilizzo dell'e-learning come strumento di formazione degli insegnanti di lingue che lavorano in ambito scolastico nel campo della formazione aziendale, fornendo loro le competenze necessarie per l'utilizzo di prodotti didattici innovativi e per la creazione di nuovi prodotti. Ritira il premio Maria Luisa Vinci, che è docente e coordinatrice del progetto. Il progetto è realizzato con l'obiettivo di far viaggiare gli alunni e docenti attraverso memorie di viaggi reali e immaginari, pieni di tradizione e fantasia. Ritira il premio il professor Pasquale Garbieri. Complimenti. La premiazione del progetto Form Chance, formazione orientata ad una reale mobilità. L'organismo che lo presenta è l'Istituto Professionale per i Servizi Turistici e della Ristorazione Raffaele Viviani. L'obiettivo del progetto era di riqualificare l'offerta turistica del territorio, offrendo agli studenti del settore hotellerie migliori occasioni di apprendimento attraverso stage, tirocini formativi, da realizzare in contesti stranieri qualitativamente significativi e multiculturali. Le lingue target sono italiano, francese, rumeno e spagnolo. Ritira il premio la professoressa Filomena Spano. Grazie. La volta del progetto Right for Earth Natural Resource for Sustainable Development dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Siciliano di Bisignano. Ritira il premio il dirigente scolastico Michelina Pilossa. Il progetto Comenius di educazione alla cittadinanza terrestre, che ha sviluppato negli alunni nuove competenze scientifiche, tecnologiche e linguistiche. Grazie. Rossana, che non conoscevo, ho lavorato per l'ISPOL per tanti anni quando non ero dirigente, ero in ufficio scolastico regionale della Calabria e con i Berciatori, quindi sono contenta di aver raggiunto questo risultato per la mia scuola, e la mia scuola che finalmente fa una scuola nel 2007 per spingere, e dopo tanti progetti internazionali per altre scuole, quindi sono contenta per i miei alunni, per il team che ha lavorato con me. È stato un progetto complicatissimo perché oltre che la competenza linguistica abbiamo utilizzato la competenza informatica, digitale, per poter raccogliere dati e per poterli poi divulgare e comparare. Quindi ringrazio tutti, il professor Codispoti, il professor Sandro Falzetta, il mio team e la professoressa Dottorella e altri che non sono venuti, e gli studenti naturalmente. Premiamo ora l'Università della Calabria con il progetto dal titolo CMCE, Comunicare i contesti multilinguistici,
quindi per incontrare le imprese, conoscenza e sviluppo di abilità accademiche e professionali per studenti in mobilità, giovani laureati e professionisti in servizio. Il progetto ha l'obiettivo di creare contenuti linguistici innovativi al fine di sviluppare la qualità delle conoscenze e delle competenze linguistiche su tematiche di interesse professionale in 6 lingue diverse, quindi inglese, spagnolo, italiano, polacco, portoghese e slovacco, attraverso l'uso di un ambiente di apprendimento online. Ritira il premio la presidentessa, lo dico al femminile, del Centro Linguistico di Ateneo, la professoressa Carmina Tondizio. Grazie. Il progetto ha il titolo Smart English, l'organismo proponente è l'ENI SPA. Il progetto è basato su un approccio motivazione e integrazione del percorso curriculare come supporto per il recupero dei debiti di lingua inglese. Ritira il premio la responsabile delle iniziative culturali dell'ENI SPA, la dottoressa Lucia Nardi. Congratulazioni. Possiamo ora premiare l'IXA di Lucena Inferiore con il progetto dal titolo Class Europe, sempre che non sia francese, non so se è la Class Europe, ok. Allora ritira il premio il professor Vincenzo Petrosino. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere il confronto interculturale e di sviluppare la conoscenza di diversi sistemi operativi organizzativi, delle attività professionali turistiche e della ristorazione. L'attenzione è focalizzata sullo sviluppo della competenza comunicativa in lingua diversa dalla propria per esprimere bisogni e per interagire sul piano professionale. Le lingue target sono francese, inglese e tedesco. Complimenti. La presenza dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Montalto Fugo, il dottor Eugenio Ingripelli, che penso di riconoscere la fascia che porta. Lo rileviamo perché comunque vuol dire che l'attività di disseminazione, sensibilizzazione all'esterno di quello che viene fatto a scuola, insomma dall'istituto comprensivo di Montalto Fugo Scalo, è stata fatta con successo. Ringraziamo l'assessore anche di necessario in un momento difficile in cui il mondo si sta sempre più globalizzando, quindi un fatto che rappresenta le piccole e medie industrie private italiane evidentemente un fondo di questa mobilità, la mobilità dei giovani, dei lavoratori, ai fini dell'apprendimento lavorativo con la motivazione dell'apprendimento linguistico significa in termini poi economici anche sinonimo di garanzia e di della competitività. A livello europeo noi abbiamo dati statistici che parlano di una economia basata sulla piccola e media impresa. Riguardo a questo tema volevo dire questo. Anni fa, sempre nel 2008, io ho partecipato a Bruxelles al primo forum che si titolava Language in Business, e questo vuol dire, insomma, molto semplicemente che il fatto che si imparino più lingue comporta anche una maggiore estendibilità e possibilità di lavoro all'estero. Quindi io intendo adesso in questo caso mobilità anche come appunto approccio all'estero ad occupazioni che magari qui in Italia o comunque occupazioni qui in Italia magari stenta a decollare. Mi ricordo che all'epoca c'era anche un commissario preposto al multilinguismo che adesso non c'è più. Adesso c'è un commissario che, questo non è un buon segno, si chiama Leonardo Orban, ma adesso non c'è più, c'è un unico commissario che sovrintende 4 diverse aree, tra cui il multilinguismo. Ma all'epoca c'era lui e si era dato molto da fare proprio per fare in modo, come io solo dico che con le sue parole in particolare, perché così è molto chiaro, diceva investire in competenze linguistiche non è uno sgravio costo da sostenere per svolgere un'attività commerciale, ma semmai un modo per accrescere enormemente le opportunità delle imprese. Vorrei portare la discussione un po' sulle esperienze concrete, umane, insomma, vorrei contribuire
dire due esperienze proprio dalla prospettiva tedesca. La prima è un'esperienza concreta che facciamo noi con alunni dei nostri corsi che si preparano per andare in Germania, per esempio per un programma Erasmus o così, e vogliono avere le prime basi, per sopravvivere in quel strano paese che sarebbe la Germania. Quando tornano hanno migliorato molto le loro conoscenze, però è un tedesco terribile, perché è un tedesco gergale fra giovani, mischiato con un po' di espressioni che si usano nei seminari universitari e così via. Questo non ci preoccupa molto perché vista l'estrazione sociale e culturale siamo fiduciosi che continuando questa esperienza prima o poi riusciranno a, come si dice linguisticamente, discriminare i registri. Internet sta aiutando i giovani a imparare l'inglese in quanto gli serve per comunicare. Tutti i giovani che vogliono comunicare attraverso i social network o anche semplicemente apprendere devono sapere l'inglese, e quindi questo è un aspetto che andrebbe affrontato anche dal punto di vista di formazione dei formatori. Gli insegnanti oggi forse ancora non hanno abbastanza sensibilità in questo senso, quindi dovrebbero acquisire le competenze per insegnare utilizzando i linguaggi utilizzati dai giovani e quindi utilizzando le nuove tecnologie, i nuovi metodi di comunicare. Oggi i giovani non comunicano più come in passato solo attraverso un testo scritto, comunicano attraverso l'uso dei video, degli audio, anche dei testi, ma sono un linguaggio nuovo, e quindi credo che sia importante investire sempre di più sulla formazione dei formatori, soprattutto in ambito linguistico, perché imparino ad usare nuove tecnologie al fine di insegnare ai ragazzi utilizzando un linguaggio che è quello conosciuto dai giovani. Ha finanziato le borse di studio per i ragazzi per gli stage linguistici all'estero di poche settimane durante l'anno scolastico, finanzia anche le borse di studio per la frequenza di un anno scolastico all'estero, e poi ha finanziato una quantità innumerevole di corsi per adulti, e questo ha dato ai sardi non certo la possibilità e la capacità di parlare inglese, però se una persona ogni anno fa 80 ore di lingua gratuitamente, in realtà qualche cosina la apprende, e mi è stato detto esattamente da dirigenti di aziende, di imprese, eccetera, che finalmente hanno qualcuno che all'interno dell'attività riesce a comunicare in lingua inglese. L'ho detto perché possa anche servire da stimolo magari in qualche altra regione o magari a livello nazionale.